Ci troviamo presso il Museo Diocesano in Mantova, precisamente nella Sala Pozzo, e Don Stefano Savoia mi ha dato la possibilità quest'anno di effettuare questa mostra dei miei presepi. Qui ne ho portati 30 e sono presepi un po' particolari, se avrete modo di venire a vederli. Sono fatti con carta, cartone, materiali poveri, e la passione è nata ormai negli anni '80, e così una volta all'anno mi sono dedicato alla costruzione di questi presepi. Si realizzano con materiali poveri, quindi cartone, legno, sughero, e nascono da un'idea, anche un disegno, no? Buttato giù così, uno schizzo, che sono anche presenti qua in questa mostra, e dal disegno poi la costruzione, la realizzazione vera e propria, appunto. E poi la passione e la tecnica, riesco a ottenere quello che poi si vedrà qua. Io sono di Mantova, appassionato tanto della mia città, dei miei angoli, e qui vedrete, non so, Sottoportico della Tonai, la Rocca di Sparafucile, Vicolo Bonaccolsi, e poi insomma altre ambientazioni. E poi anche tradizionali, voglio dire, un presepe palestinese, questi qui dell'est, poi non so, normalissimi presepi insomma tradizionali. Nei 4 mesi invernali realizzo il mio presepe, quindi con tempi un po' lunghetti, ma ne faccio uno solo. Ci vuole del tempo, perché io realizzo tutto, anche le statuine, quindi l'impianto elettrico, dipingere, tutto questo, insomma serve del tempo. 4 mesi. Colgo l'occasione per augurare buon Natale a tutti, e se venite mi fate un grande piacere, perché sarà senz'altro un'emozione anche per voi. Grazie.